È stata una gara bella, tirata fin dai primi metri in acqua. Siamo usciti in 3 dall'acqua, abbiamo provato ad andare via, ma avendo gli avversari dietro di noi abbiamo preferito farli rientrare. È una gara tirata anche in corsa, visto che avevo perso qualche metro in zona cambio a causa di uno sbaglio. Sono riuscito però a vincere, sono molto contento perché non me l'aspettavo e volevo dedicarla a mio papà. Ma è una gara molto combattuta e siamo usciti in 3 dall'acqua, abbiamo cercato subito di fare un po' di selezione, ma dietro andavano molto forte, quindi ci siamo un po' raggruppati, eravamo una decina in bici. Poi ho corso un po' sotto rispetto a quello che potrei fare, perché la prossima settimana parteciperò agli europei, quindi era una gara di scarico e solo per testare un po' le gambe. Sono riuscito a fare un nuoto molto veloce, sono uscito dalla bici che eravamo in 3 e poi abbiamo visto che comunque c'era il gruppo dietro e quindi abbiamo deciso di ci siamo fatti riprendere e dopo siamo stati lì in gruppo, abbiamo tirato e quando siamo scesi a corsa, io ero molto stanco, poi faceva molto caldo e non sono riuscito a correre molto forte, però è andato bene comunque sia.